Ben ritrovati dalla redazione. Sono poco meno di 200 le denunce per codice rosso ricevute dai carabinieri del comando di Trieste in ambito provinciale da inizio anno. Si tratta in prevalenza di maltrattamenti in famiglia, ma anche atti persecutori e revenge porn, con un incremento rispetto al 2023, quando le denunce furono 130. Sono triplicate le denunce per stalking, ma secondo i carabinieri il dato non ha necessariamente un'accezione negativa se si considera una presa di coscienza e una maggiore consapevolezza da parte delle vittime e il superamento della ritrosia dettata dalla vergogna, facendo così emergere il sommerso dei reati di genere. È dall'aprile 2013 che si promuovono nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Gli interventi vedono in primo luogo il sostegno fornito ai centri antiviolenza e relativi sportelli e case rifugio, luoghi non giudicanti di accoglienza e protezione delle donne relative figlie e minori. Nel 2024 sono stati riconosciuti e sostenuti economicamente 25 centri antiviolenza con 34 sportelli e 37 case rifugio distribuiti in tutte le province. Lo ricorda l'assessore al sociale Manuela Lanzarin, rilevando le iniziative della Regione Veneto in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Il piano di razionalizzazione della rete degli uffici postali dell'Agcom nel primo semestre di quest'anno segna un abbandono del territorio regionale da parte di Poste Italiane, che esclude dai servizi una consistente fetta di cittadini. Lo sostiene il segretario generale della CGIL FVG Michele Piga, il segretario regionale del sindacato pensionati Renato Bressan e Martina Tomassini, coordinatrice regionale CGIL SLC settore poste e comunicazioni. Cambiamo argomento. Venerdì 29 novembre è previsto uno sciopero generale nazionale che riguarda anche il trasporto pubblico locale. Lo sciopero di 24 ore interessa sia il personale viaggiante sia il personale tecnico e amministrativo. Cancellazioni e ritardi potrebbero verificarsi in tutto il Friuli Venezia Giulia. Ed ancora le previsioni meteorologiche. Sulla zona montana, specie in quota, cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla pianura variabile, sulla costa nuvoloso. Verso sera possibili pioviggini o deboli piogge sulle zone orientali, specie sul Carso e a Trieste. Zero termico molto elevato, oltre i 3.500 metri di quota, con un'inversione termica nei bassi strati. Nelle ore notturne è possibile presenza di foschie nel fondovalle tervisiano di nubi basse. Per quanto riguarda le temperature, minime fra 0 e 4 gradi e massime fra 9 e 12 in pianura, sulla costa minime fra 6 e 9, le massime fra 10 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.